24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. La Regione Veneto ha autorizzato il ricorso al proprio fondo di rotazione istituito per l'ulteriore finanziamento di programmi di interventi nel settore della difesa del suolo per un importo di 500.000 euro che serviranno a completare le progettazioni degli interventi ritenuti prioritari, anticipando in tal modo risorse a carico dello Stato. Lo ha deciso la Giunta su proposta dell'assessore alle politiche ambientali Maurizio Conte, considerata la necessità di procedere quanto prima all'attuazione dei diversi piani per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Veneto e viste le difficoltà del Ministero dell'Ambiente a rendere disponibili in questa fase le somme necessarie a completare le progettazioni. Quanto anticipato dalla Regione verrà reintegrato non appena il Ministero renderà disponibili i finanziamenti già deliberati a favore del Veneto. Sembra una vetta montana il grafico sui disoccupati nel Feltrino, che a dicembre 2011 salgono a 2.937, sono 428 in più rispetto a gennaio 2011, mai così tanti negli ultimi 2 anni. Resta numericamente in perdita il movimento occupazionale, cioè il bilancio complessivo del flusso tra le nuove assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, in apprendistato o in somministrazione e le chiusure dei rapporti lavorativi per tutte le tipologie di contratto, meno 107 il saldo totale tra avviamenti e cessazioni negli scorsi 12 mesi, dato che conferma un andamento negativo del mercato anche se in risalita dal meno 113 del 2010 dopo il crollo a meno 947 del 2009. Da questo punto di vista almeno il trend è in miglioramento. A fotografare l'andamento del mondo del lavoro è l'ultimo rapporto pubblicato dall'Osservatorio della provincia in base ai dati dei centri per l'impiego. Accogliendo il consiglio dell'amministrazione comunale, in tanti hanno preferito utilizzare i mezzi pubblici piuttosto che affrontare le lunghe code e il caos creato dal traffico per i lavori sul Ponte della Libertà a Venezia per la posa della piattaforma del tram. Ma nonostante i buoni propositi, c'è chi dell'auto non può fare a meno, pensando anche al maltempo che la città lagunare ha dovuto affrontare ieri e incrociando le dita si è immesso nel traffico. Già dalle 8 del mattino infatti si sono registrate code e ingorghi, anche se la situazione era decisamente più gestibile rispetto alla giornata di lunedì, dove autobus ed automobili erano completamente fermi per i lavori di asfaltatura. Per chi è possessore dell'abbonamento a CTV è però possibile salire gratuitamente sui treni ordinari della tratta Mestre-Venezia e viceversa fino a venerdì 15, accordo stipulato tra Comune e Trenitalia dall'assessore alla mobilità Ugo Bergamo. Per fortuna, perché nella giornata di ieri i disagi non sono stati pochi, poiché era difficile se non impossibile riuscire a recuperare i biglietti ferroviari di corsa semplice, dato che i rivenditori non avvisati per tempo non avevano previsto tale afflusso di pendolari. Sembra comunque che la situazione vada via via migliorando, già da oggi infatti è stato riaperto il primo chilometro del ponte in direzione Venezia, spostando in avanti la prosecuzione dei lavori che entro sabato vedranno complete le corsie dirette a Piazzale Roma. Ad asfaltature concluse si procederà anche con la nuova segnaletica, ma da lunedì 18 i lavori si sposteranno in direzione Mestre, rischiando nuovamente di riproporre una nuova odissea di disagi stradali. La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto un raffinato sistema di frode nel settore orafo, accertando un'evasione di 70 milioni di euro grazie a una vendita in nero di 33 quintali di oro che erano stati fatti credere falsamente esportati. Denunciate 15 persone per contrabbando, falso ideologico, appropriazione indebita e reati fiscali. Coinvolti 7 rappresentanti doganali di note case di spedizione di Vicenza e 6 aziende orafe. Le indagini sono state condotte in Russia, a Hong Kong e in Croazia. I finanzieri hanno ricostruito i flussi finanziari per 36 milioni provenienti da conti cifrati in paradisi fiscali ed hanno recuperato nell'ultimo biennio, nel settore orafo, una base imponibile di oltre 370 milioni di euro. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla caccia Daniele Stival, ha definito il calendario venatorio 2012-2013. Il calendario indica l'apertura generale il 16 settembre 2012 e la chiusura il 31 gennaio 2013, con previsioni specifiche a seconda delle diverse specie cacciabili.
prevista è anche una fase di preapertura ed una di posticipo del prelievo. La preapertura è fissata nei giorni 1, 2, 8, 9 e 15 settembre 2012 e riguarderà la specie merlo, tortora, ghiandaia, gazza, cornacchia nera, cornacchia grigia e limitatamente ai giorni 1 e 2 settembre il colombazzo. Il posticipo è fissato nei giorni 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2013 e riguarda le specie ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.